buon pomeriggio, splendido pubblico qui a Cesuna, al Palaciclamino, e sento già che parte un po' timido, ma il vostro applauso per questo inizio di questa edizione che mi dicono mancava da qualche anno. Grazie. Come dicevo prima, Miss Ciclamino, che fa parte del circuito nazionale di Miss Blumare, e nello specifico questa sarà una tappa, anzi l'ultima tappa, dopodiché si passerà alla finale regionale di Miss Blumare Veneto 2022. Vi dirò poi dove sarà la finale regionale. Prima di conoscere le nostre ragazze vorrei ovviamente ringraziare soprattutto chi ci ospita, cioè grazie alla Proloco di Cesuna e al comune di Roana, a cui vorrei dedicare il vostro, il mio, il loro applauso. Grazie di cuore, è bello essere qui. E a tal proposito invito sul palco qui con me per dei saluti e lo accogliamo con un bel applauso. Lo conoscete sicuramente, lui è Moreno. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati al Palaciclamino. Grazie Stefano. Io sono qui in rappresentanza della Proloco di Cesuna perché dopo 2 anni di stop siamo ritornati con Cesuna in festa. E è ritornata un po' la normalità qui a Cesuna e soprattutto si deve questa grande festa a un gruppo di persone, a dei volontari che in piena stagione turistica, quindi sotto Ferragosto, e sono tutti qua, quindi un grosso applauso a loro che sono qui. Alcuni di loro prendono addirittura le ferie, si mettono in ferie per venire qui ad organizzare una festa di questa portata. E noi siamo orgogliosi di avervi qui con noi, Miss Blumare. Grazie. Perché è un po' una tradizione per la festa del Ciclamino di Cesuna avere l'elezione del concorso di bellezza. E questa tradizione si perde negli anni 50, quando la festa del Ciclamino è nata e quando proprio dopo pranzo la gente si radunava al campo sportivo all'epoca della Pineta e avveniva l'elezione di Miss Ciclamino. Quindi ecco che ritorna la tradizione. Più tardi alle ore 18:30 circa passerà anche il nostro Fabio Ambrosini Bress con il volo del deltaplano a lanciare i bigliettini, proprio come si faceva all'epoca con il passaggio dell'aeroplano che lanciava i ciclamini dall'alto. Bene, detto questo, quindi io vorrei salutarvi, fare un grande in bocca al lupo a tutte le nostre concorrenti e andiamo a scoprire le nostre concorrenti per Miss Ciclamino. Chiaramente li accompagniamo con un bel applauso.
Claudia Cavaliere. Ludovica Geller. Va alla concorrente numero 12 Elisabetta Omizzolo. Numero 7 Karin Chiomento. Numero 10 Aurora Stocco. Numero 1 Elisabetta Rossi. E Miss Ciclamino 2022, bravo pubblico, con 2698 voti